Ciao ragazzi, siamo Enrico e Martina, i vostri incaricati regionali EG. Sappiamo che questi sono tempi difficili, nei quali ci viene chiesta una cosa molto importante: stare a casa. Perché in giro c'è una brutta bestia da sconfiggere, si chiama coronavirus, e è quello che ci costringe in questo momento a non poter fare le nostre attività e le nostre riunioni di reparto. Allora ci siamo detti, ma scusate, siamo tanti EG, siamo tanti esploratori e tante guide in tutto il Veneto. Perché non possiamo sfruttare i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione per continuare a fare scautismo? E così abbiamo pensato di lanciare questo blog, che abbiamo chiamato Lo scautismo ai tempi del coronavirus. Raccontateci dunque quello che state facendo, cosa bolle in pentola, cosa frulla nelle vostre teste. Quali sono le imprese che state portando avanti? Quali sono le specialità alle quali state lavorando? A quale guidoncino la vostra squadriglia sta puntando per quest'anno? Sappiamo che è difficile, sappiamo che sono settimane impegnative nelle quali dobbiamo imparare a fare uno scautismo che non siamo abituati a fare, perché siamo abituati a lavorare con le mani più che con la testa. Allora mostratecelo, scrivete, fate dei post, postate dei video, delle foto, mostrateci come, anche se ciascuno a casa sua, possiamo sentirci comunque fratelli e sorelle nello scautismo e nella branca EG. Ci piacerebbe che immaginaste questo blog come una specie di vascello, il quale navigare queste acque tempestose di questo mare infestato dal coronavirus. Insieme ce la possiamo fare per sconfiggerlo, noi e voi assieme. Ma prima di lasciarvi, vorrei chiedere a Martina di raccontarci quali sono le regole di questo blog. A te Martina. Ciao a tutti Branche G, benvenuti sul blog Lo scautismo ai tempi del coronavirus. Come ha detto Enrico, avremo pochissime e semplicissime regole da seguire. La prima, la più importante: state a casa. Tutto quello che vi verrà proposto o che avete voglia di farci vedere dovrete farlo da casa, dal giardino, dal garage, dalla cantina, va benissimo, ma io sto a casa. Seconda regola: ogni posto dovrà essere firmato con il vostro nome, la vostra squadriglia, il gruppo di appartenenza e anche la zona. Terza regola: non dovete modificare i post che troverete già scritti in bacheca. Quarta regola: la guida e lo scout sono amici e fratelli di ogni altra guida e scout, quindi massimo rispetto per ciò che troverete scritto in questa bacheca, ma soprattutto attenzione al linguaggio che utilizzerete. Quinta regola: se avete dubbi, se non sapete se potete postare la foto, il video che avete creato o non siete sicuri, non preoccupatevi, potete chiedere ai vostri capi di reparto che sicuramente potranno darvi una mano. Sesta regola, che è un po' più per i capi reparto: siate liberi di condividere tutto ciò che avete proposto alle vostre squadriglie in questi giorni. E soprattutto stimolate la partecipazione degli EG su questa piattaforma. Un'altra cosa che vi chiediamo è di segnalarci eventuali contenuti che a vostro parere magari non sono proprio appropriati. Io ed Enrico siamo sempre a vostra disposizione. Quindi, come abbiamo detto, le regole sono semplicissime, sono queste e che dire, siamo pronti, siete pronti, è tutto pronto, ci vediamo sulla piattaforma. Ciao ciao!